Ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Come potete osservare, continua questa fase caratterizzata da momenti più tranquilli con ampie aperture del cielo, tuttavia fugaci e veloci annuvolamenti con nuove perturbazioni in transito. Una nuova perturbazione, vedete, si stanzierà proprio sulla nostra penisola per questo inizio di settimana. Prevediamo quindi ancora per la giornata di martedì un nuovo peggioramento con piogge soprattutto in Emilia-Romagna e sui settori meridionali del Veneto, ma non mancheranno degli isolati piovaschi anche sui settori, vedete, meridionali del Trentino Alto Adige, quindi soprattutto sul Trentino, sui settori pedemontani del Veneto e sui settori pianeggianti del Friuli Venezia Giulia. Ma i fenomeni maggiori, come detto, quindi le piogge, si concentreranno soprattutto attorno all'asse del Po. Vediamo le temperature che non faranno registrare grandi cambiamenti. Avremo temperature minime comprese tra i 4 e i 7 gradi centigradi, venti in rinforzo di Bora, soprattutto lungo la costa. Vediamo le temperature massime, poi concludiamo. Avremo temperature massime comprese tra i 7 e gli 11 gradi. Verso la Romagna valori anche attorno ai 14 gradi centigradi.